più veloce alla chiusura delle ali. Decisamente Penelope Laser, attaccata al largo subito da Phoenix Wise, lungo la corda Pexi, 200 in 13,5. Si delineano le posizioni. Per linee esterne Prisca di Azzurra che punta in avanti. Prisca di Azzurra attacca Penelope e passa. Muove al largo il numero 3 Sicodeni, 29,8 il quarto iniziale, a circa 3 lunghezze dal gruppetto di testa. Sono Pepe Gianfi e Passo Bredda. 46,1, c'è stato rallentamento in curva. L'anticipo di Phoenix Wise su Psicodeni. E Phoenix arriva ai fianchi di Prisca di Azzurra, 1,1 gli 800 comunque veloci. Si va verso il chilometro, che Prisca di Azzurra può passare in 1,16 secchi. Si sono formati adesso diverse pariglie, si è mosso anche Passo Bred in terza pariglia esterna. Prisca di Azzurra guida a piacimento. Phoenix Wise al largo, lungo la corda Penelope Laser. Frazione intermedia molto lenta in 16,5. Sta controllando la Prisca, retrocede Phoenix, che è tornato il cavallo dell'anno scorso. Frazione in curva in 16, poi subito l'accelerazione di Prisca di Azzurra che si trascina Penelope Laser, poi Pexie. Al largo va Passo Bred, di dentro Pepe Gianfi, ma sono ancora lontano dai primi. Prisca sta controllando, sembra in una botte di ferro. Prende mezza lunghezza di vantaggio a Penelope Laser che cerca di rimanere attaccata. Poi Pexie in cale, scatta bene Pepe Gianfi. Prisca di Azzurra, netta nei confronti di Penelope Laser, mentre per il terzo Pompadour precede Pepe Gianfi. Media di 1,15,9 sul doppio chilometro addirittura per la Conway Hall Fiumara King, che sta facendo vedere di che pasta è fatta dopo un inizio carriera un po' tribolato. Oggi vince veramente alla grande nelle mani di Romeo Gallucci, 3,31 € la quota, i colori della scuderia Buckler, il training dei chiattoni animati.